Visita in carcere a Totò Cuffaro, concluse le indagini per 41 persone. Cuffaro in questa inchiesta non è indagato, lui a parlare con i suoi fedelissimi che andavano a trovarlo in carcere non ha commesso alcun reato. A differenza dei parlamentari nazionali ed europei che avendo diritto ad entrare nelle carceri si sono portato dietro amici di Cuffaro spacciandoli come loro collaboratori e ora rischiano fino a 10 anni. Da Simona Vicari a Vladimiro Crisafulli, da Calogero Mannino a Saverio Romano, da Giuseppe Ruvola a Cinzia Bonfrisco. Dunque concluse le indagini a carico di 41 politici che devono rispondere adesso di aver falsamente attestato lo status di collaboratori parlamentari che ha consentito loro di accedere all'interno di Rebibbia ed avere colloqui privati al riparo da intercettazioni con l'ex governatore Cuffaro, il quale ha appena finito, come sappiamo, di scontare una condanna a 7 anni per favoreggiamento a Cosa Nostra. I finanzieri del nucleo tutela spesa pubblica della polizia tributaria, delegati da EPM Nino Di Matteo e Sergio De Monti, si scrivono nelle informative che è emersa la necessità e volontà di Cuffaro di dialogare con l'esterno ed ancora è emerso un collaudato sistema di comunicazione attraverso il quale Cuffaro ha impartito direttive o comunque fornito indicazioni sullo svolgimento di una non meglio identificata molteplicità di affari. E così con una sfilza di persone, come sappiamo, sono finite sotto intercettazione, alcune prima dell'arresto dell'ex governatore per scontare la condanna per favoreggiamento alla mafia, altre nei mesi successivi, a cominciare dal fratello di Totò Cuffaro, Silvio.